Abbiamo bisogno di un sostegno in donazione di alimenti perché c'è sempre più bisogno di prodotti alimentari che possano essere eccedenze alimentari ma anche produzioni dedicate a chi in questo momento è in difficoltà. L'Associazione Banco Alimentare del Veneto raccoglie e recupera le eccedenze alimentari e le ridistribuisce a organizzazioni partner territoriali che si occupano di assistenza e di aiuto in Veneto. Assistiamo oltre 85.000 persone che in tutta la regione Veneto sono seguite e accompagnate attraverso le 465 associazioni che ogni giorno dopo giorno si occupano del loro bisogno. Nella settimana durante la quale si ricorda la lotta allo spreco del cibo, il Banco Alimentare del Veneto ha scelto Venezia per la sua iniziativa di raccolta fondi. Al Gritti Palace, nella serata di giovedì 6 febbraio, si è tenuto l'evento Insieme per fare la differenza. E il Comune di Venezia è felice, insieme al sindaco che mi ha delegato, di ospitare questa cena proprio nella nostra Venezia centro storico. Siamo davvero orgogliosi e contenti di avere la possibilità questa sera, tramite il Banco Alimentare, di contribuire a coloro che hanno ancora più bisogno. Alla cena di beneficenza hanno partecipato anche i frati cappuccini del Convento del Redentore, che aiutano un'ottantina di famiglie bisognose alla Giudecca. Si parla in quest'anno di giubileo di speranza e speranza è questo, la parola ebraica speranza significa una corda gettata. Ecco, noi vorremmo ricordare che tante persone a volte rischiano di non aver speranza, cioè rischiano di non trovare una corda che si possa gettare loro nel momento del bisogno.